Va ora in onda Filo Diretto. Buongiorno Luigi, a te la linea. Grazie Natalia, grazie a Radio Libertà. Noi siamo l'associazione Ufficio Rapporti Sociali al servizio dei cittadini. Noi siamo presenti a None il martedì, il mercoledì, il giovedì e il venerdì dalle 14 alle 16. Su appuntamenti li riceviamo tramite linea telefonica perché è molto, stretto e poco spazio, e quindi bisogna che siano cose tutte precise. Chi si vuole collegare con noi deve fare il 328 07 15 232. Se poi vuole mandare delle email per mandarci la documentazione, UFF rapporti sociali @libero.it, oppure approfittare di questa trasmissione, di questa grande Radio Libertà, chiamandolo 02 92 94 7222 se trova libero, oppure inviare dei messaggi al 340 67 09 659. Noi come associazione siamo un gruppo di volontari, professionisti, proprietari, di tutti i tipi, di tutte le categorie, e trattiamo argomentazioni riguardanti, per chi ha bisogno di patronato, CAF, problemi sociali di emergenza abitativa, bonus vari eccetera, problemi legali con informazioni per vertenze civili, penali, sociali, oppure problemi condominiali riguardanti vertenze, visure, registrazioni, passaggi di proprietà eccetera. La nostra associazione è composta anche da vari altri gruppi, che sono l'Automobile Club Canavese, Registro Padano Veicoli Storici, Moturvei, Delta One, Automoto Club Romagna, Zaccamoto, Registro Italiano Veicoli Storici, associazioni di disabili, che poi parlerà, ci spiegherà cosa stanno facendo, la nostra associazione Senza Limiti. Ormai siamo una famiglia unica, trattiamo tutti gli argomenti, tutte le probabilità, e con i nostri personali, sia fisicamente tecnici e politicamente presenti, tipo l'architetto Arturo Caligaro, che è uno dei nostri più grandi politici, sia della città di Moncaglieri come del Piemonte e di Torino, così abbiamo delle risposte tecniche e anche politiche. Per iniziare la trasmissione abbiamo un gruppo di persone che vorrebbero dire la loro, perché abbiamo anche un cliente, un signore che è socio però, che ha ascoltato sabato una trasmissione molto seria, così ha detto giustamente lui, riguardante le problematiche per le auto elettriche, e poi lo faremo parlare, sentiremo così nella seconda parte, quando l'ingegner Diego Cudia, internazionale rappresentante con noi, accetterà, risponderà e si metteranno d'accordo. Quindi se siamo in linea possiamo dare subito la parola, penso che ci sia, perché ha dei problemi, poi dovrà andare via e ci spiegherà anche le novità. Se è già in linea Ubaldo De Maria. Ubaldo, sei già in linea o ci sono ancora dei problemi per il collegamento? Sono in linea, buongiorno a tutti, ciao Luigi. Purtroppo sono in viaggio, ma penso che si riesca a parlare lo stesso con il Bluetooth dell'auto. Non ho molte notizie nuove da darvi. Ti rubo 5 minuti perché so che sei in viaggio, però nei 5 minuti devi spiegarmi bene cosa c'è, le novità eccetera, perché poi devi dirlo che sabato prossimo, un altro sabato, non ci sarai, a me gira le palle, perché io non sono in grado di spiegare come te, che sei il tecnico e vivi e noti le cose. Quindi adesso questi 5 minuti spiega tutto, così gli ascoltatori poi per 2 settimane ti aspettano. Dai, vai Ubaldo, vai. Ok, va benissimo. Sì, difatti mi prendo una settimana di vacanza, quindi il prossimo sabato non ci sarò. Va bene, cosa devo dire? La prima cosa che devo dire, devo ringraziare tutti i partecipanti alla giornata da campioni. Quella che si è svolta domenica al circuitino di Barauda vicino a Moncaglieri, e abbiamo portato i bambini, regalando un sorriso, i bambini del pediatrico oncologico dell'ospedale di Cirie
e del Regina Margherita. Li abbiamo portati sulle nostre macchine, gli abbiamo regalato un sorriso facendo 2 o 3 giri di pista come se la sentivano loro. E devo dire che il risultato alla fine della giornata è stato clamoroso. Abbiamo raccolto qualcosa come 7.800 euro, 7.884 per l'esattezza, che saranno devoluti appunto ai 2 reparti, direttamente ai responsabili dei 2 reparti oncologici. Quindi un grazie veramente con tutto il cuore a chi ha partecipato e chi ha permesso questo enorme risultato. Notizia, diciamo così, simile, ve la riconfermo: domenica, cioè domani 14, presso il circuitino, chiamiamolo così, di Rally Cross di Romano Canavese, ci sarà una manifestazione esattamente sulla falsariga di quella del giorno da campioni. Il ricavato sarà comunque devoluto alle famiglie purtroppo dei bambini che hanno problemi oncologici. Questo ve l'avevo già detto la scorsa settimana, ve lo ribadisco. Quindi domani chi vuole a Romano Canavese è divertimento con le macchine da rally, e chiaramente con chi vuole potrà permettersi e provare l'esperienza dei traversi sulla terra con le macchine da gara. In ultimo, altra notizia: sabato e domenica 27 e 28 settembre ci sarà una manifestazione Chianocco Paviglione. C'è lì il Club Delta One con gli organizzatori sul tratto di strada chiuso di circa 3 chilometri. Permetteranno a chi vuole provare a guidare in libertà con la propria vettura, sia vettura stradale che vettura eventualmente da competizione. Questo solo la domenica. Chiaramente alla sera c'è un po' di festa, quindi cena in allegria e discoteca volante, diciamola così. E poi ci prepariamo intanto ci prepariamo psicologicamente al 5 di ottobre alla organizzazione organizzato dall'ACI Torino, ma ve lo ribadirò, come già porca paletta, in questo momento mi sfugge. Comunque ruote nella storia, non mi veniva più la parola. Ruote nella storia, dove andremo, praticamente chi parteciperà si andrà a visitare l'abbazia di Novalese in provincia di Susa, chiaramente con poi pranzo e tutto il contorno. Ma vi spiegherò meglio fra 15 giorni, ve lo ricorderò fra 15 giorni. Sì, ma adesso, siccome so che tu hai premura sei in macchina e questo è il problema, io ti dico che quando torni, fra 2 settimane, sì, tra 2 sabati, ricordati che abbiamo anche il 26 e il 28 abbiamo il Salone dell'Auto Torino, quindi compito tuo spiegare bene tutte le cose, per quello che ti rompo le palle, perché fai parte della famiglia, non puoi ritirarti, così ti ringrazio per aver accettato l'invito, e ti saluto. Infatti andrò a ficcare il naso proprio per parlarvi poi direttamente già. Io venerdì farò in modo di andare già per l'illustrazione al salone, per potervi raccontare le cose il sabato, ok? Grazie. Così io ti ringrazio. Bene. E anche a nome della Radio Libertà vedi che c'è spazio per tutti, e tu che rappresenti anche Automoto Club Canavese, quindi non sei lui, poi le Delta, insomma sei anche un tecnico oltre che un automobilista, quindi sei la persona giusta, per quello che ho bisogno di te. Fatti una buona settimana di riposo, così quando torni ti faccio recuperare quello che hai riposato. Ti do un bacione e ti ringrazio. Vai, saluta anche tu la radio e saluta la nostra Natalia, che gli sto rompendo le palle a lei oggi perché abbiamo molta gente che deve parlare. Ciao, ti do un bacione, grazie, saluto. Grazie a tutti, buon ascolto e soprattutto buon weekend. Ciao Luigi, ci vediamo. Ciao. Ciao, grazie, un abbraccio. Io adesso avviso Natalia se riesce
a mettersi in contatto con Gianni Ferigo, perché anche lui deve spiegarci alcune cose. Gli rubo 5 minuti, visto che il tempo vola, perché ha delle cose importanti, proprio anche se noi siamo l'associazione di disabili, però abbiamo personaggi sportivi, tecnici e seri e professionisti che non scherzano, e in Italia sono molto conosciuti. Se per caso siamo già riusciti, e Natalia poverina, a metterci in contatto con Gianni. Lo stiamo collegando un attimo, È grazie. già in linea? Lo stiamo collegando adesso, arrivo subito. Grazie, perché così la gente sa di che cosa parliamo. È un'associazione proprio a disposizione di chi ha bisogno, dove si trova, cosa fanno, quali sono i nuovi programmi e in quali condizioni. Quindi non c'è, per esempio, l'estate, l'inverno e l'autunno. La nostra associazione, appunto, Senza Limiti, è disponibile 24 ore su 24, 365 giorni all'anno. Gianni, sei già in linea? Così ti rubo 5 minuti in un divio, perché anche tu so che hai da fare e vieni da un momento abbastanza complicato. Gianni, ci sei? Sì, ci sono. Quindi Gianni adesso ti arrangi per 5 minuti, spiega bene tutto, perché mi interessano anche i 14 atleti del calcio. Spiega bene tutto di quello che succede da oggi almeno fino a sabato prossimo, quando poi ritornerai ancora a parlare. Ricordati che ormai fai parte del gruppo, eh? Vai Gianni. Ok. Va bene, allora buongiorno a tutti. Volevo solo dire cosa stiamo facendo. Diciamo, da quando abbiamo finito le vacanze abbiamo iniziato tutte le attività giornaliere, che ogni giorno ci sono 2 allenamenti di sport, quindi tutti i giorni. E in pratica adesso è arrivata addirittura una squadra di Moncaglieri completa di calcetto, che sono 16 persone, ragazzi, tutti ragazzi con problemi, e è venuto via addirittura anche gli allenatori, si sono tesserati con noi, e quindi da quest'anno abbiamo 3 squadre di calcetto da 5. Quindi queste sono le cose che abbiamo in questi giorni. Domani siamo sul lago di Gozzano. A Gozzano il paese è sul lago, che ci sarà la traversata dalla Svizzera, c'è proprio lì il manifesto, il coso, c'è scritto "Mamma, vado in Svizzera e torno". Cioè, in pratica ci sarà una gara sul lago, non sono i disabili ma i fisici, cioè in pratica faranno questa gara organizzata da noi vuol dire come Associazione Senza Limiti, cioè in pratica ci sarà questa gara che partecipano 320 persone che faranno questa gara sul lago, e infatti è proprio la traversata del lago, c'è scritto "Mamma, vado in Svizzera e poi torno". Cioè in pratica ci sono persone che faranno addirittura 5 chilometri di nuoto. Quindi noi queste cose stiamo facendo proprio grazie ai volontari che ci danno una mano, quindi anche in questa maniera ci facciamo un po' di reclame, che le persone che vedono queste cose siete vi date da fare anche per fare altre cose oltre a quello che facciamo. Domani siamo anche con un altro gruppo di volontari, siamo alla Pellerina, Parco della Pellerina, ai Giardini, perché c'è la festa dello sport. Sapete che Torino ogni anno fanno questa manifestazione, che partecipano tutte le associazioni, e quindi domani siamo alla Pellerina con un gruppo di ragazzi e di volontari che in pratica faranno un po' di pubblicità e un po' di cose da far vedere e da presentare alla nostra associazione. Cioè, queste sono le cose per questa settimana. Poi se sabato ci sentiamo, ci sarà, perché domenica prossima, domenica 21, organizziamo a Omegna, sul lago, sempre nel lago, per la prima volta in Italia faranno le gare nazionali di nuoto per ragazzi disabili. Quindi queste sono le cose che stiamo appunto facendo in questo momento. Luigi, se c'è qualcosa che tu vuoi chiedermi, e io posso dirtelo. No, io ti rompo le palle, perché tu come presidente sei mio fratello, quindi parliamoci chiaro, siamo ormai una famiglia,
i nostri disabili, cosiddetti disabili, sono scritti disabili, ma fisicamente, scusa se te lo dico, alle volte sono anche migliori di chi non è disabile, tra virgolette. Ecco perché ho bisogno che tu dica dove siamo, dove andiamo, cosa facciamo, quando ci siamo e in che punto trovarci. E vedo che sta aumentando, sto dicendo una fesseria l'associazione. Okay? Pronto, No, Luigi? è vero. Non Non ti sento. Quindi, se c'è qualcos'altro che mi vuoi chiedere, io ben volentieri te le rispondo. Ecco. No, io adesso Pronto? ti ringrazio di aver accettato l'invito perché abbiamo altre 2 o 3 ospiti da far parlare, quindi grazie, mi raccomando, fammi poi sapere come sono i risultati, fammelo sapere così sabato prossimo parliamo poi d'altro, ok? Ti saluto e ti do un bacione, vai. Ok, va bene, ti ringrazio, ciao, grazie. Ciao a te e alla nostra associazione. Quindi la nostra Natalia adesso dovrebbe collegarsi con un nostro collaboratore che ha sentito il sabato scorso la trasmissione dove a un certo punto parlavamo con le problematiche per le auto elettriche con l'ingegnere Diego Cudia, al quale doveva rivolgergli delle domande, chiedere qualcosa, e siccome come Radio Libertà non riusciamo a essere in 3-4 collegati direttamente, facciamo a testa. Io li ho già avvisati, così appena Natalia riesce a collegarsi con Saro spiegherà quello che vuole chiedere e Diego, che ascolta, quando poi daremo la parola a lui, gli darà le risposte. È un modo per dare accontentare tutti gli ascoltatori, soddisfacendo anche l'opportunità che questa grande radio dà a tutti. Non guarda chi è che parla, cosa dice, come lo dice, lo fa dire, poi lo discute, lo tratta e poi dopo ne prende atto. Se per caso Natalia è riuscita già a collegarsi con Saro, perché so che aveva anche qualche problema, penso che dovrebbe essere già in linea o ha dei problemi, Natalia? È in linea. Longo. Oh, allora Saro, visto che ci sei, ti do un bacione e ti ringrazio. Allora, come ti ho detto, fai quello che devi fare, spiega tutto, perché appena poi smetti tu, sai che c'è Diego che ti ascolta e quando passeremo a Diego ti darà le risposte. Abbi pazienza, ma dobbiamo accontentarci così. Però intanto tu ci sei e Diego ti ascolta. Vai Saro, Okay. Un bacione e grazie per aver accettato. Di tutto quello che devi dire, Saro, vai. Allora, io riguardo le macchine elettriche, ok? Come tu sai, io non è che sto tanto bene di salute, perché ho avuto diversi problemi, infatti tumori me la sono sempre cavata. Però Cristo di una Madonna, che devo morire per una macchina elettrica, che io non posso entrare in una macchina elettrica, che subito mi sento le scosse al pacemaker. Qualunque macchina. Io non so se sono io che sono difettoso io, sarà difettoso il pacemaker, eppure altre persone che ho conosciuto negli ospedali, ci sono altre persone che hanno lo stesso problema mio. Però io quello che non riesco a capire, perché se i cinesi continuano a fare queste macchine, ok, io mi salvo dai tumori maligni, perché ne ho avuti diversi, e devo morire sopra una macchina, no, non mi sembra assolutamente, ma non esiste né ora né mai. Io sono al contrario di queste macchine elettriche. Poi chi si vuole offendere si offende, chi è che li fa, chi non li fa. Io continuo a dire così, Luigi. Datemi voi una risposta. Sì, ma te la faccio dare direttamente da lui, perché sai che lui tratta con diciamo in Europa, no? Spagna, Inghilterra, Francia, quindi queste cose le sa, come sa anche lui stesso quando parla, perché tu ci ascolti, no? Perché fai parte della famiglia anche tu, Certo. quindi tutti i sabati ci ascolti, quindi la domanda adesso l'hai fatta direttamente, non solo a lui, ma a tutti gli ascoltatori
che molti ne condividono e condividono la tua stessa posizione. Io appena tu lasci, ti ringrazio di aver accettato e vedi che questa radio dà l'opportunità a tutti di esprimersi, sentiremo a Diego, gli lasciamo tutto il tempo che vuole, sentiamo cosa ti vuol dire, com'è la situazione, quali sono le soluzioni e guarda che il 2035 arriva tra poco, siamo quasi già arrivati. Allora è meglio che ne parliamo e io, se non hai altro da aggiungere, però ti aspetto sempre in ufficio però non mi sembra nemmeno il caso di quello che sto capitando a me con altri. Pronto? No. Dimmi. Mi hai sentito, Luigi? Dimmi. Stavo dicendo, il 2035 arriva tra poco, sono d'accordo, però non mi sembra il caso che uno deve essere in pericolo di vita. Queste macchine, io sono al contrario, come ne sono al contrario tante persone. E poi un'altra cosa, e quei poveri cristi che non si possono permettere, che hanno le loro macchine d'epoca, macchine che vanno avanti giornalieri, chi è che gli dà la macchina elettrica? Uno si deve indebitare per tutta la vita per cosa? Per andare a morire? No, hai ragione. Comunque Saro, io adesso ti ringrazio, so che ieri ero all'ospedale, tanto per parlarci chiaro, le cose io le dico e tanto non c'è niente da nascondere. No, e ma poi io ascolta, sentiamo cosa ci dice adesso l'ingegnere, cosa ti risponde, ascoltalo in radio e poi ne parliamo. Poi ti chiamo io martedì quando vado in ufficio. Okay? E do un saluto a tutto lo staff vostro e tutti quanti, ok? Ma grazie, un bacione, ci sentiamo a te. Così intanto Natalia si mette in contatto con l'ingegnere, che così si sfoga sia nella prima parte che metà della seconda, che quando arriva Arturo mette a posto anche Diego se c'è qualcosa anche di politica da trattare. Quindi agli ascoltatori faccio presente che cerchiamo di dare la possibilità a chiunque di potersi esprimere e cercare con calma di far capire il discorso e i temi che vogliamo trattare, perché siamo in queste condizioni, quindi le persone ci sono, gli argomenti ci sono, le cose sono serie e più che seria di così non si può fare. Quindi se per caso Natalia mi dà Diego già in collegamento, lo faccio poi sfogare e dare le risposte, perché gli devo fare una domanda anch'io. Diego, sei per caso già collegato? Sì, buongiorno Luigi, buongiorno ai radioascoltatori, sono collegato. Allora Diego, ti chiedo scusa, hai sentito la persona che ha parlato, ma era rivolta a te, quindi è come se fossi di presente. Allora, che risposte dai a una persona come lui che fa parte della famiglia, non è l'unico credo, poi la tua risposta su quello e poi dopo mi devi spiegare il tema per il quale in Norvegia, per esempio, le auto elettriche sono al 100% e questo paese ha quasi raggiunto l'obiettivo. Cioè, da una parte si va al centro, ecco, è compito tuo. Tu sei il tecnico italiano ed europeo e poi sentiamo alla fine come ti tratterà politicamente anche l'architetto Arturo Caligaro, che sta sentendo tutti noi. Quindi a te la parola, vai tranquillo. Quando poi arriviamo alle 11:30 magari lasciamo un attimo lo spazio per la pubblicità e poi vai avanti. Adesso come rispondi al nostro amico Saro? Vai. Purtroppo io Luigi devo chiederti di fare un piccolo riassunto perché non ho potuto ascoltarlo l'amico Saro, quindi o ne parliamo proprio 2 secondi, almeno gli argomenti che ha trattato, perché io non ho potuto ascoltarlo, mi dispiace molto. Lui in condizioni fisiche tumorali e le auto elettriche peggiorano la condizione, io te lo dico così terra a terra, tanto per farti capire di cosa si tratta. Quindi lui dice occhio alle auto elettriche, perché
non vanno bene per tutti, e lui fisicamente parla personalmente e ti sta dicendo cosa gli sta capitando, chiaro? Perfetto, perfetto, allora ho capito, certo, perfettamente ragione l'amico Saro, l'abbiamo anche detto tante volte e ovviamente allora dobbiamo sempre essere molto ma molto chiari. I motori elettrici non devono, e questo lo sanno anche i costruttori, adesso non devono essere considerati sostitutivi di quelli termici. È un altro tipo di motore, ok? Per cui sono completamente diversi, hanno bisogno di una guida completamente diversa. Faccio sempre l'esempio dei cambi delle automobili. Quando chi è abituato a guidare un'automobile con il cambio meccanico a 4, 5, 6 marce, così, quando passa a guidare un'automobile, la stessa identica automobile, stesso modello, ma con il cambio automatico, e si trova in grosse difficoltà, anche per via del fatto che se magari per tanti anni ha usato praticamente tutte e due le gambe nel cambio manuale, quello lì meccanico, nel cambio automatico si usa solo una gamba, l'altra praticamente è a riposo, ecco, si usa pochissimo. E quindi questo a livello anche di ergonomia del cervello, insomma anche da un punto di vista proprio dell'abitudine, il nostro cervello fa fatica ad accettarlo, ecco, ci vuole tanta scuola guida, ecco, tanta scuola guida per abituarsi. Viceversa, chi invece ha sempre guidato automobili con il cambio automatico, vedi per esempio gli inglesi, gli americani, eccetera, quando si trova a guidare le auto europee, che sono notoriamente, o anche italiane, e anche quelle storiche, ecco, che hanno quasi tutte cambio meccanico a 5, 6 marce, a 4, dipende dal modello, e loro si trovano molto male perché non sanno come, insomma, ecco, interrompimi pure quando c'è la pausa, Luigi, io così almeno, forse è il momento della pausa, cosa dici? Sì, tra poco andiamo, ancora un minuto, vai tranquillo. Ok, quindi per tornare a quello che diceva l'amico Saro, ovvio, le automobili elettriche hanno quella che anche con il collega Arturo Calligaro si usa il termine proprio architettura meccanica, cioè sono fatte praticamente proprio in modo totalmente diverso, soprattutto per quanto riguarda il motore e il cambio, e quindi anche come dire, tutta la strumentazione di bordo è completamente diversa, ecco. È vero, ecco perché io dico sempre, se uno dovesse acquistare un'auto oggi è meglio che vada su un'auto ibrida, perché quelle elettriche abbiamo visto che anche le persone che sono più propense perché hanno i soldi, perché vogliono passare, perché vogliono essere un po' più come dire, green o verdi così, però poi quando si tratta di mettersi alla guida non trovano più quelle cose che per anni hanno trovato sulle auto più tradizionali. Ecco perché attualmente tutte le case di produzione che producono autoveicoli stanno puntando più sull'ibrido, ecco. L'elettrico fa anche fatica. Quindi Saro ha perfettamente ragione. Io ribadisco e sottolineo ai radioascoltatori molta attenzione alle auto completamente elettriche, bisogna avvicinarsi con tanta cautela, e se no si rischia di combinare anche danni o addirittura di farsi del male. Si vedono anche in internet, si trovano tanti video di gente che si prova a mettere alla guida di auto elettriche non avendole mai guidate e non riesce a gestirle, anche se sono auto piccoline, quindi bisogna fare molta attenzione, io lo dico sempre. Addirittura a beneficio di quelli più ai radioascoltatori che si occupano di veicoli estremi, anche con le Formula 1 i piloti si sono trovati molto in difficoltà. Adesso da un po' di anni gira la Formula E, che sono le stesse auto che hanno motori molto potenti, ma sono motori termici, e adesso
hanno le versioni elettriche, la cosiddetta Formula E. Ma Luigi, c'è gente che non riusciva a gestire la potenza di queste macchine qua, perché ricordiamoci che il motore elettrico non è come il motore termico che ha bisogno di scaldarsi, ha bisogno delle marce, ha bisogno di un cambio. Il motore elettrico, come acceleri, va avanti, hai subito 300, 400 cavalli tutti lì. E questo crea dei grossi problemi. E fa ridere, però purtroppo gli ingegneri siamo chiamati a dover gestire tutta questa potenza che il motore elettrico dà subito alle ruote. Ecco, adesso diamo lo spazio per la pubblicità, perché poi nella seconda parte tu mi devi dire cosa ne dicono appunto lì all'estero, in Inghilterra, in Spagna, in Francia, in Germania, di questa storia, perché poi ti leggo 2 righe io. Diamo adesso lo spazio alla radio per l'intervallo, poi dopo ne parliamo. Diego, vai. Grazie a voi. Sempre più liberi con La Tua Radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online, semplicemente radiolibertà.net. Stanco di perderti i tuoi programmi radiofonici preferiti? Vorresti la tua musica, le tue voci amate sempre con te, ovunque tu vada? Radio Libertà, l'applicazione che trasforma il tuo smartphone e tablet nella tua radio personale. Scaricala ora, è gratis per i dispositivi Android e iOS. Avrai tutta la programmazione quotidiana di Radio Libertà a portata di mano. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Luigi, di nuovo a te la linea. Grazie Natalia. Allora Diego, scusami. Prego. Qui dice, parliamo delle auto elettriche, chiaro, perché mi devi dire poi appunto gli altri stranieri. Allora, le auto elettriche dovrebbero essere, dice, il futuro del mercato delle 4 ruote, ma considerando le immatricolazioni rappresentano ancora una piccola porzione del settore. Ci sono però delle eccezioni. Quindi ancora una volta, infatti, e parlo della Norvegia, far capire che trattiamo le cose seriamente, anche anticipate, a sorprendere, perché nel paese le vendite di auto a zero emissioni continuano a crescere e il traguardo del 100% di elettriche vendute è sempre più vicino, dico 100%, Diego. Poi la conferma arriva dagli ultimi dati registrati nel corso del mese di maggio, quindi 2 o 3 mesi fa. Il market share delle auto a zero emissioni nel paese è in costante crescita, dicono, però a differenza di quanto avviene in Norvegia, per il momento, ecco perché voglio le tue risposte internazionali, le elettriche in Italia occupano ancora una quota ridotta del mercato, nonostante un incremento del 41% delle immatricolazioni per un totale di 7.144 unità. La quota di mercato delle auto a zero emissioni è ora pari a 5,1% nel corso del mese di maggio 2025. Io leggo i dati e tu li spieghi, perché io non capisco cosa leggo. Considerando il parziale annuo, invece, le vendite sono state 36.891 unità e dice più 70,3%. E la quota di mercato è sempre del 5,1%. Quindi per quanto riguarda l'Europa, in questo caso però, i dati sono aggiornati ad aprile 2025 e si riferiscono ai primi 4 mesi dell'anno. Vedi che parliamo di cose straniere, perché tu devi dare risposte, che tu vivi lì, tratti lì e sei con loro. Quindi dice che le auto elettriche hanno una quota di mercato pari a circa il 17%, quindi la percentuale cala a poco più del 15%, andando a considerare solo i paesi UE, e quindi
senza il contributo della Norvegia e di altri mercati dove le elettriche sono in crescita come nel Regno Unito, pure lì. Sì. Tu vivi in Inghilterra, dacci delle risposte. Quindi dice la Norvegia al momento guida l'elettrificazione in Europa ed è seguita da altri mercati nord europei come la Danimarca, dove le elettriche sono al 65% nel corso del 2025. Quindi tu che tratti con gli stranieri, con gli europei, cosa ne dici di queste notizie? Non me li invento perché i dati non posso inventarmeli e io, essendo analfabeta, non posso fare niente, quindi leggo quello che c'è scritto, è roba nuova. Che risposte dai? Fai pure perché poi tocca ad Arturo e ti risponde pure lui anche a livello politico. Vai Diego, grazie. Penso di essere stato chiaro o ho creato qualche problema? Sono stato chiaro? No, sei limpido e cristallino come sempre Luigi, quindi non hai creato nessun problema. Quello che dici è vero, bisogna anche quello che viene chiamato in termini anche così lavorativi, contestualizzare tutto questo fenomeno, ecco, cioè inserire lo sviluppo dei veicoli a trazione elettrica nel contesto generale del tipo di vita che si fa nei paesi, in questo caso scandinavi, cioè del nord Europa. La volta scorsa abbiamo parlato della Cina che ha cambiato, che ha svoltato, come dire, direzione per un discorso proprio di inquinamento. In Europa i paesi scandinavi sono noti, e l'architetto Arturo Calligaro poi non potrà che confermare, sono noti per una qualità della vita anche generale, così, non dico migliore della nostra, qui non si tratta di essere migliori o peggiori, ma una qualità della vita un pochino più vicino alla, per far capire ai radioascoltatori, alla natura. Cioè, faccio un esempio, le abitazioni domestiche sono fatte in un certo modo, le case sono fatte in un certo modo, l'equilibrio tra uomo e ambiente è gestito già dal governo in un certo modo. D'altro canto siamo nei paesi dove fa notoriamente freddo, quindi intendiamoci Luigi, i paesi scandinavi non sono abitati come l'Italia, come la Francia, come la Spagna, hanno un'abitazione, hanno una densità di popolazione per chilometro quadrato molto più ridotta della nostra e quindi per forza di cose l'ambiente la fa ancora, come dire, non da padrone ma ha un peso notevole. L'Inghilterra anche, che tra l'altro faccio una parentesi, in Inghilterra sono nate le prime discariche a cielo aperto, parliamo del secolo scorso. Adesso l'Inghilterra quelle discariche non le fa più e fa i termovalorizzatori, fa i convertitori dei rifiuti, come i paesi scandinavi. Ovvio che con questo contesto, io ho voluto essere molto riduttivo perché ci sono poi tante altre faccende, compreso anche il fatto che come dire, chi gestisce la cosa pubblica viene molto bene. Ecco. Io vedo molto bene lo sviluppo dei veicoli a basse emissioni e soprattutto una cosa su cui io punto sempre molto l'attenzione di tutti quelli che mi ascoltano, il rumore, perché comunque ricordiamoci che un veicolo a motore, oltre che fare emissioni di CO2, fa anche rumore. Nei paesi scandinavi reggono molto bene le leggi anche che attenuano le emissioni proprio rumorose. Ecco, si dovrebbe fare anche in Italia, ma purtroppo noi per questioni anche mentali noi vogliamo proprio sentire il motore che romba, che fa casino, ecco, insomma, che fa proprio il suo bel vroom, eccetera. Ecco perché le auto elettriche, che sono naturalmente più silenziose, lasciano un po' così l'amaro in bocca, ecco. È come bere un po' un vino annacquato, ecco. E quindi sotto questo aspetto, con questo contesto, anche gli ingegneri, quelli con cui io ho a che fare così, mi dicono no, ma noi qui le macchine ci piace farle così, e abbiamo anche l'utilizzo anche di materiali
ecocompatibili, teniamo conto, l'abbiamo detto già una volta, che per certi aspetti le case i case costruttrici dei paesi scandinavi hanno fatto scuola, vedi Volvo, vedi Saab e anche altre, per cui hanno fatto scuola per quelle che sono l'ingegneria motoristica, ecco. Ricordo, ecco perché le ambientazioni, gli ambienti, le case in Norvegia, anche in Scandinavia, sono già predisposte per essere più green di quelle, per essere più ecologiche, ecco, usiamo un termine che tutti possono capire, per essere più ecologiche rispetto a quelle italiane, francesi, spagnole, eccetera. Per cui, e poi un'altra cosa, da quelle parti lì il sole colpisce il territorio in modo meno duraturo rispetto a noi che siamo quasi sulla fascia mediterranea, quindi hanno meno luce e quindi devono sfruttarla per quello che hanno. Quindi vedi, ci sono tante questioni e il governo norvegese comunque non può fare altro che prenderne atto e sfruttarle come può. Ecco perché poi c'è anche la gente a cui piacciono queste macchine, piacciono proprio come filosofia costruttiva. Spero di aver inquadrato l'argomento. Certamente i paesi scandinavi e anche la UK, cioè la Gran Bretagna, guidano, ecco. Noi arriveremo molto ma molto più dopo. Noi siamo fatti per altri veicoli, ecco. Quindi spero di aver inquadrato. Sì, tu hai spiegato bene, tanto ogni sabato devi spiegare, quindi preparati l'argomento per sabato prossimo, per tutti i prossimi, perché ormai il tuo compito è quello di trattare questo argomento fino alla fine, anche quando nel 35 ci saranno tutti, perché non lo so, io ho dei dubbi, io parlo come cittadino e come, sai, quelli che vengono da noi in ufficio, sai che mi dicono anche cose abbastanza diverse. Comunque ti ringrazio di aver accettato l'invito, ti do l'appuntamento per sabato prossimo perché il tempo vola, così c'ho poi da dare 2 domande anche ad Arturo perché mi servono tecniche per quanto siamo Piemonte, Torino, eccetera, e soprattutto politiche perché tu sei come un fratello con Arturo, così mi dice lui, e quindi sai che a livello politico è il nostro politico principale, quindi quello che devono fare, quello che bisogna fare ce lo può dire solo lui, perché è l'unico almeno al quale noi ci rivolgiamo. Penso che tu sei d'accordo, quindi ti ringrazio e ti saluto, Diego. Senza meno, ringrazio te Luigi, ringrazio i radioascoltatori per il tempo che hanno dedicato ad ascoltarci, eccetera, e lascio volentieri la linea e lo spazio al collega e amico Arturo Calligario. Arrivederci a tutti. Ciao Diego, grazie e sempre appuntamento prossimo sabato perché siete gli esperti, siete i professionisti, quello che dite voi non viene contestato da nessuno, viene semmai trattato e te l'ha dimostrato l'ascoltatore che ti ha fatto le domande, il nostro Saro, quindi come vedi qualcuno ci ascolta, qualcuno ci segue, qualcuno condivide. Poi sono vari aspetti, perché non è detto che quello che diciamo noi, dici tu o dice Arturo è perfetto o non va bene, è discutibile, quindi ognuno può dire quello che vuole. Io credo che Arturo, poverino, gli ho rotto le palle perché faccio parlare per ultimo, però è lui che può chiudere la trasmissione perché oltre che tecnico è anche politico, quindi se Arturo è già in linea gli devo fare solo un paio di domande, come vede la trasmissione, eccetera. Grazie Natalia, penso che Arturo sia già in linea perché ci ascolta sempre tutta la trasmissione. Arturo, ci sei? Ci sono. Quindi hai ascoltato, penso, tutta la trasmissione, sai, cosa ne pensi dell'argomento trattato sia dal nostro Baldo, sia dal nostro presidente dei disabili, sia dal nostro Saro e come di Diego, perché noi abbiamo anche altri problemi riguardo al nostro argomento che come radio ci trattiamo il codice della strada. Volevo chiederti poi un parere sul Navigard, intanto un tuo parere e un ringraziamento per aver accettato e poi ti faccio la domanda. Cosa ne pensi della trasmissione così? Vai Arturo.
E praticamente raccoglie il dettato, il nostro, diciamo, argomento principale, che è quello di raccogliere tutte le sfaccettature sia delle autovetture sia dei rapporti sociali. Per cui è un onore far parte di questa radio, perché ci sono persone che in qualche modo volontariamente partecipano e vivono di questi problemi. Per cui non può che essere una lode all'operato tuo e della radio per questa trasmissione. Cosa da dire? Il tema è interessante, soprattutto per quanto riguarda quello che ci compete più nello specifico, perché per Ubaldo e per i disabili non bisogna solo prendere atto di due realtà e ringraziare chi le organizza e chi in qualche modo fa proprie le motivazioni del perché si organizzino certe manifestazioni, per cui è un ringraziamento all'operato di queste persone. Mentre per noi, che dobbiamo dare un parere tecnico su quei quesiti che tu dicevi, e soprattutto dopo il forbito intervento di Diego, che pone un problema sostanziale, la differenza appunto di applicazione di due motori, quello termico e quello elettrico, che hanno comportamenti fisici completamente differenti. Allora, il motore elettrico può dare la potenza in un attimo, mentre e quindi trasmettere alle ruote motrici subito la massima potenza. Il motore termico ha una gradualità, ma ha una gradualità perché anche la persona che la guida non può in un istante cambiare in base alle leggi fisiche il suo stato, cioè passare da 0 a 120 km/h in un attimo. Bisognerebbe essere piloti per sopportare questa forza improvvisa che viene trasmessa dal motore. L'esempio sono i treni e i tram, che hanno i motori elettrici, e quindi la potenza trasmessa alle ruote passa tramite un reostato che man mano attiva la potenza del motore. Il motore, lo sappiamo benissimo, il motore elettrico, quando gli dai corrente, tende sempre ad arrivare alla massima potenza, per cui, come spiegava bene Diego, occorre moderare questa potenza immediata, quindi come fanno i treni, come fanno i tram, adottano un reostato che è una specie di acceleratore che modera la potenza. Ovviamente questo può dare problemi a dei gruppi di persone, quindi essere, come ricordava il nostro amico, essere portatore di una disabilità qualsiasi e doversi adattare a un'auto elettrica. La tecnologia non è ancora arrivata a percepire, soprattutto la teoria e la tecnica dei motori elettrici e delle autovetture elettriche, con alcune categorie di persone, per cui è chiaro che ci sarà un affinamento del sistema se le auto elettriche avranno un futuro, perché l'abbiamo visto in questi giorni, dove l'amministratore delegato di Stellantis è andato al governo italiano a richiedere che lo stesso governo si faccia parte diligente presso i vertici di Bruxelles per procrastinare questa scellerata decisione di far partire il blocco dei motori termici dal 2035, che, come giustamente si ricordava, ha ucciso l'industria europea e ha favorito l'industria cinese. Ma al di là del tema economico, è proprio un tema di
educazione alle persone, di una costruzione di reti per poter supportare l'autovettura elettrica. Nonostante le numerose colonnine che abbiamo già realizzato e che di diverse società e che sono sempre vuote, perché come ricordavi tu all'inizio la percentuale di autovetture elettriche vendute in Italia, presenti in Italia è ancora molto bassa, fortunatamente a mio giudizio, ma vedi che sono sempre vuote, quindi si impiegano spazi pubblici, si sottraggono alla circolazione del traffico delle autovetture per destinarle a una minima parte di popolazione, quindi anche una scelta di favorire con delle norme e degli spazi alcune parti del territorio, anche territori intasati, per chi non le usa, cioè usiamo un bene pubblico per poche persone. E anche un ragionamento filosofico da fare, no? Un ragionamento etico. Ma detto questo, le reti che sono state costruite adesso con questi sistemi di ricarica e queste colonnine quasi sempre vuote hanno un problema. La tecnologia si evolve. Abbiamo costruito una rete che fra qualche anno sarà già superata. Quindi abbiamo investito risorse a costruire reti che dovremmo poi buttare via perché i sistemi saranno più evoluti, no? Mentre una pompa di benzina, se gli metti la benzina a 95 ottani o 98 ottani, basta fargli una passata magari nella cisterna, però non cambia nulla. Al motore non cambia nulla, tant'è che ci sono già le benzine speciali, i gasoli speciali nei distributori, perché non è l'investimento molto grosso. Invece qua abbiamo investito in reti che in qualche modo, quando ci sarà il completo, la completa elettrificazione, saranno superati. Questo perché l'ideologia non ha seguito le leggi del mercato, quindi entriamo in un fatto politico molto, molto grave, cioè quando la politica impone al mercato delle norme e delle leggi dei consumi che vanno nell'interesse sì dell'ambiente, però lo sappiamo benissimo che le emissioni in Italia sono molto poche di CO2 nei confronti di colossi come Stati Uniti, India, Cina e tutti i paesi emergenti. Per cui andiamo a penalizzare e a spendere delle risorse per investire in infrastrutture che non porteranno un miglioramento dell'ambiente come si vuol far credere, ma ci sarà un impoverimento perché chiudiamo le nostre fabbriche, come dicevo prima, la gente non avrà più i soldi per comprare delle auto che costano di più e che arrivano per la maggior parte di pezzi costruite dalla Cina. Quindi è un harakiri che fa la società occidentale sulla nostra economia. Quindi ritornando al discorso affrontato, questa tecnologia e in Cina non c'è la stessa sensibilità per chi è ammalato, per cui non è stato ancora affrontato il tema delle relazioni e delle interconnessioni tra chi ha alcune patologie e l'autovettura elettrica, come ricordava il nostro amico, no? C'è una cosa, Arturo, mancano pochi minuti, però un'altra notizia, perché tu come devi dare la risposta perché la vivi e la conosci. Senti un po', qui dice lavori per 7 mesi, io non lo so, al ponte Ferdinando di Savoia a Torino, perché dice cosa cambia per chi si sposta in zona. Dice che saranno suddivisi in 2 fasi e sarà sempre consentita la circolazione nelle 2 direzioni, ma a corsie ridotte. Tu che viaggi puoi spiegare bene dov'è, cosa si tratta, perché dice che il ponte Ferdinando di Savoia sulla Stura a Torino sarà oggetto di un importante intervento di manutenzione straordinaria. Il via al cantiere in corso Giulio Cesare
è previsto nei prossimi giorni di settembre, ecco perché questa radio noi la usiamo, perché ci fa parlare di cose che diciamo oggi e vengono attuate domani. In contemporanea con la sospensione, dice Arturo, del servizio tranviario sulla linea 4 tra Piazza Berna e Falchera per i lavori GTT sul capolinea nord, indicazione al fondo dell'articolo. Non ti leggo tutto adesso perché nella seconda parte sabato prossimo ne parliamo. Ma cosa ne dici di questa storia? Come andranno a finire? Come la vedi? Come la pensi? Come la puoi spiegare? C'hai qualche minuto, vai Arturo. Sì, sono molto preoccupato quando il Comune di Torino interviene con lavori su delle infrastrutture importanti, perché l'esempio più eclatante ce l'abbiamo avuto col sottopassaggio del Lingotto, no? Che è stato chiuso, aprono di solito generalmente per 2 o 3 mesi, poi lo chiudono per 2 o 3 anni, no? Per cui l'esperienza mi fa essere preoccupato. Un'infrastruttura importante come quella che collega praticamente il centro città, Corso Giulio Cesare, perché di Torino parte proprio dal centro di Torino, e una linea diritta fino all'autostrada, quindi potrebbe essere paragonabile al viale Zara di Milano, tanto per fare un esempio calzante. Ebbene, su questa direttrice c'è questo ponte sulla Stura che necessita di interventi di manutenzione, ovviamente, e quindi bisognerà vedere quali sono le soluzioni alternative. Creerà enormi disagi perché a Torino non abbiamo molte alternative. Torino, nel bene o nel male, è ricca di corsi d'acqua, ha una parte collinare, quindi ha un territorio di pregio, però le infrastrutture che in qualche modo fanno superare questi corsi naturali sono abbastanza ridotti, e interrompere questo ponte vorrà dire mettere in ginocchio tutto un sistema di circolazione del contorno, perché già adesso nelle ore diciamo critiche le altre infrastrutture che verranno usate per sopperire al traffico della chiusura del ponte sono già molto sottoposte a stress, quindi andiamo dalle altre parti verso le altre frazioni, gli altri ponti che ci sono. Un'ultima cosa, spiega meglio, perché ti leggo anche il resto. Per quanto riguarda, dice che dureranno 7 mesi, quindi ti ringrazio di aver accettato l'invito. È già passato il tempo, vedi che vola, però la gente che chiede noi la dobbiamo far parlare. Tu sei d'accordo con me, quindi vai tranquillo. Ti ringrazio e ti do un bacione, vai tranquillo. Un ringraziamento alla radio, un saluto agli ascoltatori e un grazie a te Luigi per l'impegno che profondi in questa trasmissione. Buona giornata a tutti. Grazie Arturo, io ringrazio appunto la nostra Natalia, la Radio Libertà. Quindi vi ricordo che il nostro ufficio, dove troverete appunto sia Diego, sia Arturo, sia quelli che hanno parlato e quelli che parlano con noi, a None, in via Volvera 3, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, dalle 14 alle 16, su appuntamento 328 0715 232. Noi abbiamo un motto che vale per tutte le nostre organizzazioni, tutte le nostre associazioni aggregate a noi, che è: meglio perdere un attimo per la vita che perdere la vita per un attimo. Un bacione a tutti, un ringraziamento a Natalia e soprattutto a Radio Libertà. A voi studio e grazie, ci sentiamo sabato prossimo, se siamo ancora in grado. A voi studio.